Si accendono i riflettori al Garden Sport di Mini. Amici della Wisport, per la 22esima giornata del campionato allievi regionali Antonio Caroè è pronto a raccontarvi del derby tra Città di Messina e ACR Messina. Da una parte la formazione dell'inquadrato Mister Cosimini a quota 54 punti in classifica assoluta, capolista di questo girone C dopo il 4-0 contro la Messina Social School. Sono addirittura 10 le lunghezze sullo Junior Calcio Acireale, che comunque deve andare a recuperare il turno contro la Messana. Dall'altra parte risponde Mister Buttò per la CR Messina a quota 33 punti in classifica al settimo posto dopo il 2-1 contro i Giovani Leoni della scorsa giornata. Da una parte il Città di Messina con Forestieri, De Marco, Puleio, La Fauci, Gulletta, Grasso, Andò, Dama, Spuria, Cafarella e Majorana. Dall'altra parte risponde la CR con Di Marzo, Stimoli, Milazzo, Bertino, Di Stefano, Lodisco, Mancuso, Bonasera, Manganaro, Romeo e Cangemi. Maglia rossa, inserti gialli per la formazione dell'ACR che attacca da destra verso sinistra in questa prima frazione. Maglia bianca a inserti giallo-rossi per il Città di Messina da sinistra verso destra. Subito rimessa laterale, respinge la difesa dell'ACR sui piedi di La Fauci che controlla col sinistro e sempre col mancino va a freddare Di Marzo. Dopo 5 minuti il Città di Messina è già sull'1-0 grazie al proprio centrocampista. Ha trovato il tiro giusto dai 16 metri La Fauci per spiazzare il portiere dell'ACR. Non ha potuto nulla sulla conclusione potente di La Fauci. È già 1-0 per il Città di Messina, che mette subito le cose in chiaro. Ancora Città in avanti con questo calcio di punizione. Ci prova Spuria dalla distanza. La sua conclusione però va alta. È stato Majorana che poco dopo con il tacco prova a servire un compagno, steso così da Romeo, e subito ammonizione per l'inquadrato direttore di gara Doddis. Poi calcio di punizione, La Fauci coglie la traversa, il Città di Messina sfiora il gol del 2-0. Ancora una volta sfiora la doppietta La Fauci. Dall'altra parte è clamorosa l'occasione per Cangemi, si deve superare Forestieri, a tu per tu riesce a ipnotizzare il numero 11 dell'ACR e mantenere il vantaggio per i suoi. Ancora ACR in avanti, qui è bravissimo Mancuso con questo controllo a seguire, a involarsi sull'out mancino, mettere il pallone in mezzo, non controlla bene Cangemi, respinge benissimo Gulletta che toglie le castagne dal fuoco dall'area di rigore delle Città. Ottimo lo spunto di Santi Mancuso, il capitano dell'ACR. Dall'altra parte il Città si ripropone sull'out mancino, prova nuovamente con questa incursione, il pallone viene messo dentro, non ci arriva Spuria. Ottimo il pallone messo dentro per Davide Dama. Poi c'è un calcio di punizione sul pallone, come sempre c'è La Fauci che finta la conclusione. Spuria manda il pallone di poco alto sulla traversa, ci ha provato il numero 9 poco dopo. Ancora Città di Messina che adesso sembra aver stretto nella propria area avversaria. L'ACR viene esteso così Davide Dama che anticipa nettamente l'avversario, sembra netto il tocco da parte del difensore dell'ACR, lascia correre Doddis. E l'ultima emozione del primo tempo al duplice fischio del direttore di gara, è 1-0 per il Città di Messina. Fino a questo momento decide il gol dopo 5 minuti realizzato da Salvo La Fauci. Nella seconda frazione non cambia nulla nelle due formazioni, non cambia nulla Mister Cosimini, non cambia nulla Mister Buttò. Il Città di Messina parte subito forte, Cafarella all'intuizione giusta per servire Majorana in area di rigore, ci prova il numero 11, allontana in calcio d'angolo la difesa dell'ACR. Dal corner successivo il pallone viene messo dentro, conclusione da parte delle Città, riesce a parare Di Marzo, risultato che resta sull'1-0 quando poi c'è l'errore sul rinvio dell'estremo difensore dell'ACR. Spuria, serve Cafarella che non può proprio sbagliare, il suo destro è potente, è rabbioso, e il numero 10 del Città di Messina porta sul 2-0 la formazione di Mister Cosimini. Il minuto è il 44, sembra non esserci partita al Garden Sport di Miri. La corazzata delle Città di Messina festeggia in maniera grintosa verso le nostre telecamere. Primo cambio, esce infatti Andò ed entra Cordaro nelle fila delle Città. Ancora un calcio d'angolo respinto in un primo momento dalla difesa dell'ACR, ancora una volta sui piedi di Majorana che vede l'uscita di Di Marzo, ci prova, stende così un avversario. Ancora una volta non è perfetta la difesa dell'ACR, ci prova in girata Spuria, non trova però la via della rete. Poi La Fauci, ancora una volta un calcio di punizione. Oggi sembra avere grande confidenza con la porta. Il numero 4 del Città di Messina entra Maurelio Macelli proprio per Salvo La Fauci, uno dei migliori in campo. La CR prova a rifarsi sotto con il solito Santi Mancuso e il più pericoloso dei suoi, il suo mancino, va a sibilare il palo alla sinistra di Forestieri. Ancora cambi per il Città di Messina, entra anche Valerio Mangano. Ancora un'occasione per l'ACR, sempre con i calci di punizione fa un'ottima guardia Forestieri che praticamente va a togliere il pallone dalla portata
del giocatore dell'ACR. Dall'altra parte ancora una volta il Città si propone in avanti con Spuria che viene steso, non c'è nulla per Doddis. Ancora una volta però le nostre immagini sembrano non dare ragione al direttore di gara. Spuria si lamenta e non poco, poi Cordaro va a lanciare Cafarella nello spazio. Sull'out mancino si allarga il numero 10 che salta di netto l'avversario. Ancora Cafarella che mette il pallone a rimorchio. Arriva Davide Dama che conclude con il destro e il gol del 3-0. Segna Davide Dama, il gol che chiude definitivamente i giochi a 2 dalla fine. Festeggia alla Bonucci Davide Dama. È 3-0 per il Città di Messina che ha praticamente messo in ghiaccio il derby contro l'ACR. Segna anche Davide Dama, di lì a poco triplice fischio, vola a quota 57 punti in classifica il Città di Messina, sempre più primo di questo girone C del campionato allievi regionali. Costringe ancora una volta alla sconfitta l'ACR e nel conto stagionale, dopo il pareggio all'andata, conquista questa vittoria che sicuramente farà piacere alla società delle città. Allora amici della Wisport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.